Una Nuorese da 10, i verdi-azzurri nell'anticipo della prima giornata di ritorno del campionato di promozione Girone B hanno superato questo pomeriggio col punteggio di 2-1 il Posada. La Nuorese ha conquistato così la 10ª vittoria consecutiva. I gol dei verdi-azzurri sono stati realizzati da Nicola Ruggeri all'11° del primo tempo. Nella ripresa invece i verdi-azzurri hanno controllato la sfuriata dei padroni di casa e sono riusciti a raddoppiare con Elia Nieddu al 69°. Il gol della bandiera della squadra di casa è stato realizzato da Luigi Contu. Ma la formazione di Gianni Coccone ormai gioca a memoria e non si fa più sorprendere dagli avversari. Se poi riesce a portarsi in vantaggio non ce n'è per nessuno, così è stato a Posada. Grazie alla vittoria la Nuorese chiude il 2012 con 40 punti in classifica. In attesa che domani le rivali rispondano, i verdi-azzurri hanno portato a 11 i punti di vantaggio sul Valle d'Oria. Tutti i numeri dicono che la Nuorese sta dominando il torneo. I gol fatti sono 38, circostanza che fa dell'attacco verde-azzurro il migliore del campionato. La differenza a reti è di più 21, visto che la difesa ha incassato solo 17 reti, risultando la seconda meno battuta. Vincenzo Palumbo con 14 reti il capocannoniere, mentre la Nuorese è l'unica formazione imbattuta. La media punti è di 2,5 a partita. Insomma, c'è tutto per guardare con ottimismo al 2013. La Nuorese nel girone di andata ha dimostrato di non avere avversari in grado di contrastarla sulla strada che porta alla promozione in eccellenza. I verdi-azzurri devono continuare con questo ritmo per fare in modo che alle rivali non passi neanche per l'anticamera del cervello, che ci sia la possibilità di poter ambire al primo posto. Stamattina, intanto, prima della partita, i dirigenti, lo staff tecnico e i giocatori della Nuorese hanno incontrato i bambini della scuola elementare di Furreddu del terzo circolo di Nuoro. Tanto entusiasmo per i piccoli tifosi che hanno applaudito tutti i protagonisti di questa splendida stagione sportiva.